Buonasera a tutti, benvenuti nella chiesa di Sant'Andrea, qui a Vittorio Veneto. Stiamo per iniziare la veglia di preghiera nella giornata che la Chiesa italiana e la Chiesa universale dedica alla cura e alla custodia del creato. Ci è stato consegnato entrando in chiesa il libretto della celebrazione, possiamo seguirlo a partire da pagina 3 con il canto iniziale che dà avvio al nostro momento di preghiera. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. Carissimi fratelli e sorelle, siamo qui riuniti nel nome del Dio Trino, creatore, redentore e sostenitore della terra e di tutte le sue creature. Lode alla Trinità, che è suono e vita, e creatrice di tutti gli esseri della loro vita, e che è la lode delle schiere angeliche e il meraviglioso splendore dei misteri arcani, ignoti agli uomini, ed è la vita di tutte le creature. Siamo riuniti nell'immagine del Creatore. Siamo riuniti nel nome del Redentore, che riconcilia tutto il creato. Siamo riuniti alla presenza del Datore di vita, che ispira nuova vita e la rinnova. Vivere con sobrietà, giustizia e pietà per nuovi stili di vita. Intitola così il messaggio che i vescovi italiani hanno indirizzato alla Chiesa per la ricorrenza di questa giornata del Creato 2020, in particolare invitandoci, come già Papa Francesco faceva nell'enciclica Laudato Si', a rinnovare il nostro modo di vivere, passando da un paradigma dove tutto si consuma a un paradigma dove c'è maggiore sobrietà e capacità di contemplazione. È questo lo sguardo che vogliamo chiedere al Signore attraverso questa veglia di preghiera, che ci aiuti a contemplare la bellezza del creato, a custodire la bellezza delle relazioni, perché non siamo soltanto consumatori, ma fruitori di un dono che è da Dio per noi e per l'intera umanità, anzi per ogni creatura. Scrive Papa Francesco nella Laudato Si': non tutto è perduto, perché gli esseri umani, capaci di degradarsi fino all'estremo, possono anche superarsi, ritornare a scegliere il bene e rigenerarsi. Sono capaci di guardare a se stessi con onestà, di far emergere il proprio disgusto
ed intraprendere strade nuove verso la libertà. Questo chiederemo questa sera: intraprendere strade nuove con sobrietà verso la libertà, per riscoprire nella terra il dono del Signore, perché cresca la fraternità tra noi. Siamo uniti qui, noi presenti in questa chiesa di Sant'Andrea, ma allo stesso tempo ci sentiamo in comunione con l'intera Chiesa, in particolare con la nostra diocesi, grazie anche alle frequenze della Tenda TV che trasmette in diretta questa veglia di preghiera. Ci aiuterà Don Giorgio Scatto della comunità monastica del Marango di Venezia a entrare dentro la ricchezza della parola di Dio per imparare a contemplarne i doni. Continuerà il Vescovo a commentare il messaggio dei Vescovi con il messaggio che ci rivolgono per questa ricorrenza. Diamo lode al Signore, cominciamo subito a vivere con sobrietà, giustizia, pietà, con nuovi stili di vita, cantando la gloria del Signore nelle cose meravigliose che ha fatto per noi. Ci uniamo nel canto a pagina 4. Quanti cose ha fatto il Signore per noi, ha fatto germogliare i fiori tra le rocce. Grandi cose ha fatto il Signore per noi, ci ha riportati liberi alla nostra terra. Ed ora possiamo cantare, possiamo gridare l'amore che Dio ha versato su tu, che sai strappare dall'amore, hai sollevato il nostro viso dalla polvere, tu che hai sentito il nostro nel nostro cuore hai messo segni di felicità, di gioia. Il Signore per noi ha fatto germogliare i fiori tra le rocce. Grandi cose ha fatto il Signore per noi, ci ha riportati liberi alla nostra terra. E ora possiamo cantare, possiamo gridare l'amore che Dio ha versato su. Possiamo gridare l'amore che Dio ha versato su. Benedici il Signore, anima mia. Tutti da te aspettano che tu dia loro cibo a tempo opportuno. Tu lo provvedi, essi lo raccolgono. Tu apri la mano, si saziano di beni. Hai fatto la luna per segnare i tempi e il sole che sa l'ora del tramonto. Stendi le tenebre e viene la notte. In essa si aggirano tutte le bestie della foresta. Tutti da te aspettano che tu dia loro il cibo a tempo opportuno. Tu lo provvedi, essi lo raccolgono. Tu apri la mano, si saziano di beni. Ruggiscono i giovani leoni in cerca di preda e chiedono a Dio il loro cibo. Sorge il sole, si ritirano e si accovacciano nelle loro tane. Allora l'uomo esce al suo lavoro per la sua fatica fino a sera. Tutti da te aspettano che tu dia loro il cibo a tempo opportuno. Tu lo provvedi, essi lo raccolgono. Tu apri la mano, si saziano di beni. Dalle tue dimore irrighi i monti. Tu mandi nelle valli acque sorgive
perché scorrono tra i monti e dissetino tutte le bestie dei campi. Tutti da te aspettano che tu dia loro cibo a tempo opportuno, tu lo provvedi, essi lo raccolgono, tu apri la mano, si saziano di beni. Tu fai crescere l'erba per il bestiame e le piante che l'uomo coltiva per trarre cibo dalla terra, il vino che lieta il cuore dell'uomo, l'olio che fa brillare il suo volto e il pane che sostiene il suo cuore. Tutti da te aspettano che tu dia loro il cibo a tempo opportuno, tu lo provvedi, essi lo raccolgono, saziano di beni. La terra è piena delle tue creature. Tutti da te aspettano che tu dia loro il cibo a tempo opportuno, tu lo provvedi, essi lo raccolgono, tu apri la mano, si saziano di beni. Il salmo che abbiamo pregato è già una contemplazione del creato di Dio, dove ogni cosa è al suo posto e funziona secondo i suoi disegni. Sostiamo qualche istante in silenzio, ripercorrendo le parole di questo salmo, magari immaginando anche quei doni del creato che la vita qui da noi, nella nostra terra, ci fa gustare. Alla parola di Dio, creatrice di ogni vita, acclamiamo con il canto. Come la pioggia e la neve scendono giù dal cielo e non vi ritornano senza irrigare e far germogliare la terra. Così ogni mia parola non ritornerà a me, senza operare quanto desidero, senza aver compiuto ciò per cui l'avevo mandata. Ogni mia parola, come la pioggia e la neve scendono giù dal cielo e non vi ritornano senza irrigare e far germogliare la terra. Così ogni mia parola non ritornerà a me, senza operare quanto desidero, senza aver compiuto ciò per cui l'avevo mandata. Ogni mia parola, ogni mia parola. Dal libro del Levitico. Il Signore parlò a Mosè sul monte Sinai e disse: parla agli Israeliti dicendo loro: quando entrerete nella terra che io vi do, la terra farà il riposo del sabato in onore del Signore. Per 6 anni seminerai il tuo campo e poterai la tua vigna e ne raccoglierai i frutti, ma il 7° anno sarà come sabato,
un riposo assoluto per la terra, un sabato in onore del Signore. Non seminerai il tuo campo, non poterai la tua vigna, non mieterai quello che nascerà spontaneamente dopo la tua mietitura e non vendemmierai l'uva della vigna che non avrai potata. Sarà un anno di completo riposo per la terra. Ciò che la terra produrrà durante il suo riposo servirà di nutrimento a te, al tuo schiavo, alla tua schiava, al tuo bracciante e all'ospite che si troverà presso di te. Anche al tuo bestiame e agli animali che sono nella tua terra servirà di nutrimento quanto essa produrrà. Conterai 7 settimane di anni, cioè 7 volte 7 anni. Queste 7 settimane di anni faranno un periodo di 49 anni. Al 10° giorno del 7° mese farai echeggiare il suono del corno. Nel giorno dell'espiazione farete echeggiare il corno per tutta la terra. Dichiarerete santo il 50° anno e proclamerete la liberazione nella terra per tutti i suoi abitanti. Sarà per voi un giubileo. Ognuno di voi tornerà nella sua proprietà e nella sua famiglia. Il 50° anno sarà per voi un giubileo. Non farete né semina né mietitura di quanto i campi produrranno da sé, né farete la vendemmia delle vigne che non potate. Poiché è un giubileo, esso sarà per voi santo. Potrete però mangiare il prodotto che daranno i campi. In quest'anno del giubileo ciascuno tornerà nella sua proprietà. Le terre non si potranno vendere per sempre, perché la terra è mia e voi siete presso di me come forestieri e ospiti. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Possiamo sedere. Il testo che abbiamo appena proclamato è come uno scrigno testuale, entro cui si cela e viene custodito lo sguardo di Israele sul mondo, dono di Dio da accogliere e da fruire nella responsabilità e nella giustizia. Un testo che è frutto di tradizioni plurisecolari, redatto da rappresentanti del clero di Gerusalemme nel periodo preesilico e postesilico. Siamo attorno al 580, grosso modo, prima di Cristo, ma l'esilio si protrae per 60 anni e poi viene redatto definitivamente, come altri testi della scrittura, al ritorno da Babilonia. Un testo che deve considerarsi come istitutivo e costitutivo del giubileo ebraico. E tuttavia dobbiamo subito sottolineare una cosa molto importante. Non è solo un testo legislativo, non è un testo prodotto solo dalla sapienza e dalla riflessione dell'uomo. Abbiamo iniziato la nostra lettura dicendo: il Signore parlò a Mosè sul monte Sinai e disse. Cioè questo testo contiene la parola di Dio. È un testo che ha l'autorevolezza della parola di Dio. In quanto tale non può essere rimaneggiato, alleggerito, cambiato. È una parola che è per sempre.
E tutto questo testo complesso che abbiamo letto si muove attorno al concetto dello Shabbat, del sabato. È il giorno sacro del riposo. In 6 giorni Dio creò il cielo e la terra, dice la Genesi, e il 7° giorno cessò. Il 7° giorno si riposò. Ovviamente è l'interpretazione teologica che dice di una relazione fondamentale tra Dio il creatore e la terra, tra Dio e l'uomo che abita la terra. Perché questo riposo di Dio? Perché questo Shabbat? Perché l'uomo possa incontrare con tutta la libertà che Dio gli ha dato il suo Signore. Il sabato è per l'uomo e l'uomo è per Dio, perché l'uomo e Dio vivano come una relazione sponsale. Dio è lo sposo che nello Shabbat incontra la sposa, si unisce a lei in una alleanza eterna. Ebbene, questa riflessione teologica del sabato si dilata. Allora c'è il sabato della settimana, ma anche c'è il sabato dell'anno, anno sabbatico, cioè al termine di 6 anni facciamo un anno intero di riposo e al termine di 49 anni, cioè 7 per 7, facciamo un anno intero ancora di riposo. Riposare perché? Nel testo che abbiamo letto, un testo fondamentale, abbiamo capito alcune cose importanti. È un anno di riposo della terra, dell'uomo, delle creature, anche degli schiavi, per permettere appunto il riposo della terra, lasciando ai poveri di nutrirsi di ciò che su di essa fiorisce spontaneamente. Non solo, ma è un tempo, un anno, un giubileo nel quale i debiti contratti negli anni precedenti vengono rimessi. E ancora un anno dove avviene la restituzione dei terreni e delle case ai proprietari originari. E ancora un anno in cui gli schiavi vengono liberati. È una concezione molto alta, vorrei dire ancora oggi non raggiunta, anzi credo che stiamo regredendo rispetto a questo orizzonte di concetti, di contenuti, di etica sociale, di fede. In quest'anno, dice il testo, farete echeggiare il suono del corno. Voi sapete che questa tromba che è fatta con un corno di montone, che in ebraico si dice Jobel, il montone è lo Jobel, donde giubileo. Giubileo deriva da montone e con un corno del montone si annunciava l'inizio di quest'anno straordinario. E allora leggiamo ancora il testo. Dichiarerete santo il 50° anno e proclamerete la liberazione nella terra per tutti i suoi abitanti. Sarà per voi un giubileo. Ognuno di voi tornerà nella sua proprietà e nella sua famiglia. Abbiamo detto, è un comando dato da Dio stesso ed è un impegno non solo collettivo, una parola rivolta alla comunità nel suo insieme,
ma anche un impegno di ogni singola persona. Nel testo c'è un continuo passaggio dal voi al tu. Ognuno di noi, fratelli e sorelle, è interpellato. Non possiamo nasconderci dietro la comunità, la collettività, gli altri. Ognuno di noi questa sera si senta chiamato per nome. Proclamerete la liberazione, in ebraico deror, in latino remissio, donde una parola che conosciamo, la remissione dei peccati. Ma rimettere significa ricollocare nella situazione originaria. Dunque il giubileo è rimettere il mondo nella sua situazione originaria, porre la creazione nel modo originario, così come l'ha voluta Dio. Quando per esempio nella scrittura, soprattutto poi nell'annuncio di Gesù, sentite parlare del regno di Dio, edificare il regno di Dio è proprio, come dire, creare una storia di relazioni dove questo disegno originale di Dio si vede ancora, riaffiora, diciamo nella liturgia, regno di giustizia, di pace, no? Sì, ma dov'è? È dove l'uomo rimette a posto le cose, dove l'uomo crea una storia così come la vuole Dio, non come la vogliono i prepotenti di questo mondo. Vi ricordo che Dio pone l'uomo nel giardino di Eden, cioè lo pone nel mondo non perché lo depredasse, non perché lo violentasse come avviene tutti i giorni e in tutte le latitudini, ma perché lo custodisse e lo coltivasse. È come un esercizio di un sacerdozio che appartiene all'umanità, proprio mettere a disposizione la propria vita, la propria intelligenza, le proprie risorse per custodire il mondo e per coltivarlo, cioè per completare la creazione, non per impoverirla. E allora ritorniamo a quelle 4 fondamentali indicazioni che vengono da questo testo che abbiamo appena letto. Il riposo della terra. Oggi la terra viene sfruttata, violentata in tutti i modi, impoverita, depauperata. Il riposo della terra. Cioè la terra viene sottratta al dominio e allo sfruttamento. Si istituisce l'interruzione del rapporto di possesso dell'uomo con il mondo. L'uomo non possiede il mondo perché il mondo non è suo. Fai riposare la terra. La terra non è oggetto di preda. Secondo, la remissione dei debiti, cioè l'azzeramento delle ingiustizie e delle sperequazioni sociali, interrompendo i meccanismi di depauperazione come destino ineluttabile. Sembra che qualcuno fortunato sia destinato a possedere quasi tutti i beni della terra e la stragrande maggioranza dell'umanità, miliardi di persone, le briciole. Non è così. Proprio questa istituzione del Giubileo dice no, occorre rimettere i debiti contratti, azzerare le ingiustizie, le sperequazioni sociali. Terzo, la restituzione di case e terreni, cioè si istituisce
l'interruzione del processo di capitalizzazione incontrollato e si instaura la solidarietà come legge ultima della coesione sociale. Infine, la liberazione degli schiavi. Con questa legge del Levitico si interrompe il processo di alienazione e di disumanizzazione. Ditemi se oggi nel mondo c'è una legislazione che è più avanzata di questa legislazione. Ebbene, perché questo progetto di liberazione? È scritto in maniera molto precisa, perché la terra è mia, non è vostra, e voi siete presso di me come forestieri e inquilini. Gerim ve toshavim in ebraico, ma sentite come risuona in greco: proselitoi kai paroikoi, parroco, parrocchia, vuol dire proprio, parla di coloro che sono non proprietari, ma inquilini. Paghiamo come l'affitto in una abitazione che non è nostra. Chissà se le nostre parrocchie si ricordano che proprio il senso profondo di questa parola a cui siamo tanto legati, appartiamo ad una parrocchia, sì, ma questa parrocchia, questa terra, questo mondo non è nostro. Siamo qui per servire, non per appropriarci. Ma perché siamo come forestieri e inquilini? Attenzione, non è perché questa non sia la nostra vera patria, perché la nostra vera patria sarebbe quella del cielo. È una lettura neoplatonica. Ecco, questo mondo non sarebbe il mondo della realtà, ma la realtà sarebbe quella spirituale dell'altro mondo. No, la Bibbia non dice questo. Noi siamo su questa terra come forestieri e inquilini perché questa terra non ci appartiene, la terra è mia, dice il Signore, e l'uomo, ogni uomo, può starci solo con la coscienza di chi è ospite, a cui tutto è donato. E allora, in quanto ospiti, siamo tutti bianchi e neri, asiatici, mettiamoci proprio tutti, siamo tutti sovranamente liberi e uguali. Tutti sovranamente liberi e uguali. Io non capisco perché in mezzo ai cristiani, nelle nostre comunità, serpeggi il razzismo. No, tu no. Tu non hai diritto, tu sei diverso, tu sei straniero. Siamo tutti stranieri, siamo tutti ospiti, siamo tutti chiamati a custodire e a, continuare la creazione, a celebrare la creazione. E allora, se siamo tutti ospiti, sovranamente liberi e uguali, dobbiamo mettere in atto una gratuità attiva, non possesso egoistico della terra, non sfruttamento, ma condivisione. È un disordine quel sistema che non si lascia ridefinire dal grido degli oppressi, degli affamati, dei poveri, quando noi non vogliamo vedere, non vogliamo sentire, non vogliamo porgere la mano, ci voltiamo dall'altra parte,
contribuiamo anche noi allo sfruttamento della terra. Noi viviamo in un sistema che è iniquo, facciamo parte dell'ingiustizia. Sì, anche noi cristiani. È tempo di conversione, è tempo di pensare che essere cristiani, essere di chiesa, non è solo venire in chiesa, è abitare il mondo responsabilmente ed è idolatria qualsiasi concezione del divino vissuto e tematizzato come consolazione, invece che come elevazione alla responsabilità e alla giustizia. Questo lo facevano purtroppo anche i nostri padri ebrei, no? Quando ammazzavano, rubavano, facevano degli atti delittuosi e poi andavano nel Tempio e pensavano che il Tempio coprisse tutto. E ricordate Geremia, dice: voi avete fatto del Tempio una spelonca di ladri, cioè il luogo dove i ladri si vanno a nascondere per non essere visti. Portate l'abito religioso, ma non vivete da uomini di fede, da donne di fede. Allora concludo con 4 piccole frasi di Papa Francesco, proprio nell'udienza di mercoledì scorso, 26 agosto. La terra è stata data da Dio a tutto il genere umano e quindi è nostro dovere far sì che i suoi frutti arrivino a tutti e non solo ad alcuni. Dio ci ha chiesto di dominare la terra in suo nome, coltivandola e curandola come un giardino, il giardino di tutti, ma attenzione a non interpretare questo come carta bianca per fare della terra ciò che si vuole. Siamo vicini a superare molti dei limiti del nostro meraviglioso pianeta, con conseguenze gravi e irreversibili. Quando la dipendenza da un progresso materiale illimitato minaccia la casa comune, allora non possiamo stare a guardare. L'economia è malata. Nel mondo di oggi pochi ricchissimi possiedono più di tutto il resto dell'umanità. È un'ingiustizia che grida al cielo. La pandemia ci ha messo in crisi, ma ricordatevi, da una crisi non si può uscire uguali. O usciamo migliori o peggiori. Che Dio, anche in questa preghiera, in questa chiesa bellissima, ci faccia capire cosa vuol dire uscire migliori, convertire il cuore e agire personalmente e comunitariamente per il bene della terra, che è alla fine il bene dell'uomo, il bene di tutti. Ognuno di noi
ci ricordava Don Giorgio, questa sera è chiamato per nome, per diventare cooperatore di una liberazione. Abbiamo bisogno di liberare noi stessi, di liberare la terra, non chiederlo per altri, ma sentirci in prima persona interpellati a questo. Lo facciamo chiedendo perdono a Dio per non aver custodito la bellezza del suo creato. Ad ogni invocazione di perdono accenderemo una luce davanti all'altare, una candela. È la luce dell'amore di Dio che vince le nostre chiusure. È il cosmo, l'ordine, la bellezza che vince il caos dell'egoismo. Ci alziamo in piedi e lasciamoci guidare dal Vescovo in questa preghiera per chiedere perdono a nome di tutta l'umanità. Ti lodiamo, o Dio, per la terra che sostiene la vita. Attraverso l'avvicendarsi dei giorni e delle stagioni, tu apri la tua mano per dare a tutte le creature il proprio cibo al giusto momento. Nella tua saggezza hai dato un giorno per far riposare la terra. Tuttavia, in questi giorni i nostri stili di vita ci spingono a sfruttare il pianeta oltre le sue possibilità. Stiamo esaurendo il mondo, lo stiamo sfruttando e oltraggiando, stiamo coltivando relazioni inique, abbiamo bisogno di perdono e di conversione. Per questo ci affidiamo a te. Al solista ripetiamo 2 volte il ritornello. Misericordias Domini, in aeternum cantabor. Insieme. Misericordias Domini, in aeternum cantabor. Misericordias Domini, in aeternum cantabor. O Signore, tu ci insegni che la terra deve riposare, liberala dal peso della eccessiva produzione. Confessiamo una produzione che oltre i suoi limiti. Confessiamo la nostra schiavitù nel desiderio di essere divini. Misericordias Domini, in aeternum cantabor. Misericordias Domini, in aeternum cantabor. Ci chiami a una pausa dalla semina, dalla potatura e dalla mietitura nei modi che distruggono il suolo. Confessiamo il nostro consumo vizioso di cibo e di energia. Misericordias Domini, in aeternum cantabor. Misericordias Domini, in aeternum cantabor. Ci assicuri che possiamo essere colmati dai prodotti della terra. Confessiamo la nostra mancanza di fiducia nel poter prosperare entro i limiti delle risorse del nostro pianeta. Misericordias Domini, in aeternum cantabor. Misericordias
Ti dici che la terra non deve essere venduta in modo permanente, perché la terra è tua, a disposizione di tutta l'umanità, e tuo è tutto ciò che contiene. Confessiamo di pensare come dovuto e come diritto, anziché come dono gratuito del tuo amore. Misericordia Domini, in eterno canto. Misericordia Domini, in eterno. Ci inviti a non consumare tutto in modo egoistico, per lasciare risorse per il prossimo, per i poveri, per gli animali, per la terra. Confessiamo Ci chiami alla correttezza e alla giustizia. Confessiamo la nostra mancanza di fede, non amando te con tutto il nostro cuore, la forza e la mente del nostro prossimo umano e non come noi stessi. Liberaci dalla paura e dalla diffidenza. Confessiamo la nostra incapacità di fermarci a te per vivere una vita riconciliata con la terra e con tutte le sue creature. Spirito Santo, vieni in aiuto alla nostra debolezza, perché non sappiamo nemmeno che cosa sia conveniente domandare. Tu, che intercedi con insistenza per noi con gemiti inesprimibili e scruti i cuori di ciascuno, fa che sperimentiamo il perdono di Dio, la conversione della nostra vita e un deciso impegno per il bene della terra e di tutte le creature. Tu che sei Dio e vivi e regni con il Padre e il Figlio nei secoli dei secoli. Amen.
sedere. Mentre ci lasciamo illuminare da questa luce che man mano ci riscalda, il perdono di Dio che ci incoraggia, la forza del suo Spirito che ci invita a mettere in pratica stili di vita nuovi, ascoltiamo anche l'esortazione dal messaggio dei Vescovi italiani per questa giornata del Creato. Leggiamo un breve stralcio che poi il Vescovo ci aiuterà a commentare. Siamo in un anno drammatico. La pandemia da Covid-19 ha portato malattia e morte in tante famiglie, ha messo in luce la nostra fragilità, ha ridimensionato la pretesa di controllare il mondo, ritenendoci capaci di assicurare una vita migliore con il consumo e il potere esercitato a livello globale. Sono emerse tante contraddizioni nel nostro modo di concepire la vita e le speranze del futuro. Si è visto un sistema socio-economico segnato dall'inequità e dallo scarto, in cui troppo facilmente i più fragili si trovano più indifesi. Alle tante persone colpite negli affetti, come nel lavoro, desideriamo esprimere tutta la nostra vicinanza, nella preghiera come nella solidarietà concreta. L'emergenza sanitaria ha anche messo in luce una capacità di reazione forte della popolazione, una disponibilità a collaborare. Tanti medici e operatori sanitari pronti a spendersi con generosità, in alcuni casi fino al dono della vita per la cura dei malati. Tanti lavoratori pronti a fare la loro parte in condizioni spesso onerose per consentire la prosecuzione della vita quotidiana anche in emergenza. Tante famiglie pronte a stravolgimenti nella loro esistenza, restando a casa per cooperare all'azione comune. Tanti uomini e donne che hanno pagato prezzi pesanti per la loro prossimità solidale ai più fragili. A tutti e a tutte la nostra gratitudine per un impegno condiviso che è sempre risorsa fondamentale nell'emergenza. Abbiamo toccato con mano tutta la nostra fragilità, ma anche la nostra capacità di reagire solidalmente ad essa. Abbiamo capito che solo operando assieme, anche cambiando in profondità gli stili di vita, possiamo venirne a capo. Ne è prova anche la solidarietà che si è venuta a creare verso i nuovi poveri che bussano alla porta della nostra vita. Abbiamo compreso il valore della lungimiranza per non farci trovare nuovamente impreparati dall'emergenza stessa, per agire in anticipo in modo da evitarla. Cominciamo col guardare al nostro rapporto con l'ambiente. Tutto è connesso e la pandemia è anche il segnale di un mondo malato, come segnalava Papa Francesco
nella preghiera dello scorso 27 marzo. L'inquinamento diffuso, le perturbazioni di tanti ecosistemi e gli inediti rapporti tra specie che esse generano possono aver favorito il sorgere della pandemia o ne hanno acutizzato le conseguenze. Questa emergenza ci rimanda, insomma, anche all'altra grande crisi, quella ambientale, che pure va affrontata con lungimiranza. Gli ultimi mesi hanno evidenziato la profondità e l'ampiezza degli effetti che il mutamento climatico sta avendo sul nostro pianeta. Se nulla resterà come prima, anche in quest'ambito dobbiamo essere pronti a cambiamenti in profondità per essere fedeli alla nostra vocazione di custodi del creato. La celebrazione di questa giornata del creato cade in un tempo che giustamente i vescovi definiscono drammatico, legato cioè anzitutto alla pandemia del Covid-19 che ha portato malattia, morte e ha evidenziato la nostra fragilità, ma ha anche ridimensionato le pretese prometeiche dell'uomo occidentale contemporaneo. Indubbiamente la crisi sanitaria che abbiamo attraversato e stiamo tuttora attraversando evidenzia anche altri aspetti della nostra vita relazionale, sociale, economica. Il documento dei Vescovi, di cui abbiamo letto un brano, mette in evidenza infatti che l'emergenza sanitaria ci rimanda all'emergenza ambientale e quest'ultima mette in evidenza anche un'emergenza socio-economica che è all'origine per certi aspetti della crisi ambientale, in quanto la provoca o la accelera, ma è all'origine anche di un'emergenza relazionale che la pandemia ha ulteriormente evidenziato. C'è un circolo che può essere positivo ma può essere anche negativo. Una crisi ne mette in moto altre e genera ulteriore negatività. Proprio a partire da questa situazione di crisi, che vuol dire giudizio su un certo modo di impostare la vita, nasce anche la necessità di ripensare tanti aspetti della nostra vita comune. Ripensare che cosa? Anzitutto ripensare a ciò che più vale, a ciò che più dà significato al nostro vivere. In altre parole, ripensare a ciò che è veramente essenziale. La pandemia ha messo in evidenza anzitutto questa necessità di riscoprire ciò che veramente conta, ciò che veramente vale. In secondo luogo va ripensata la cura della stessa vita così preziosa e così fragile. Come va curata la nostra vita? Basta la ricerca del benessere a tutti i costi? O non è piuttosto necessaria la ricerca del bene, che non è automaticamente il benessere?
Infine va ripensata la qualità delle relazioni sociali ed economiche per non incrementare le discriminazioni e quella mentalità dello scarto che il Papa non cessa di denunciare. Che cosa è veramente essenziale? Come si deve prendersi cura della vita, del bene, come vanno riqualificate le nostre relazioni. Sono direzioni di ripensamento che la pandemia ha evidenziato, ha messo in moto. Non è che necessariamente attuiamo questo ripensamento, però l'esigenza indica queste direzioni. E come va portato avanti questo ripensamento? In modo che non resti solo una esigenza velleitaria ma inefficace. Il documento della CEI invita anzitutto ad assumere uno sguardo contemplativo nei confronti del creato. Tu potrai portare avanti questo ripensamento per capire cosa è essenziale, come va curata la vita, come vanno riqualificate le relazioni, anzitutto se maturi uno sguardo contemplativo nei confronti del creato, uno sguardo che crea una coscienza attenta e non superficiale della complessità in cui viviamo e ci rende capaci di penetrare la realtà nella sua profondità, senza rimanere alla superficie, a quello che immediatamente mi appare o mi fa voglia. Da questo sguardo contemplativo nasce un nuovo modo di comprendere noi stessi, il mondo e la vita sociale, certo, un modo più autentico di comprendere la nostra vita, la nostra identità, la nostra missione, la nostra relazionalità. E infine, a partire da questo sguardo contemplativo e da questo nuovo modo di comprendersi, si impone la necessità e nasce la necessità e la realtà di nuovi stili di vita rinnovati. Stili di vita che riguardano le relazioni tra noi, stili di vita che riguardano il nostro rapporto con il creato, con l'ambiente in cui viviamo. Il brano del Levitico che abbiamo ascoltato e che Don Giorgio ci ha commentato costituisce una esemplificazione straordinaria di questo sguardo contemplativo sul creato. La terra è di Dio. Nessuno può impadronirsene per sempre. Ma costituisce una semplificazione molto bella anche di uno stile di vita ben preciso, che si traduce nel lasciar riposare la terra e nel vivere sobriamente con quanto la terra produce senza forzarla indebitamente. Sguardo contemplativo, nuovo modo di comprendersi, nuovi stili di vita. Ecco, io penso che se l'esperienza della vulnerabilità e della fragilità umane messa in evidenza drammaticamente dalla pandemia ci insegnassero questa umiltà, questo sguardo contemplativo, questa libertà interiore, questa capacità di riscoprire l'essenziale, io credo che potremmo trarre anche dall'esperienza della prova e della negatività che abbiamo attraversato e che stiamo attraversando, potremmo trarre qualcosa di importante, di positivo per ciascuno, per tutti, per l'intero creato stesso. Chiediamo allo Spirito che ci illumini e ci aiuti in questo discernimento, che non è solo teorico, ma è anche e soprattutto pratico. Questo discernimento che ci è stato suggerito dal messaggio della CEI e prima ancora dal brano del Levitico. Chiediamo nella preghiera che quanto di positivo abbiamo intuito e vissuto durante i momenti più bui della pandemia
e che sono stati ricordati in quel brano che abbiamo letto: la solidarietà, la generosità, la capacità di collaborazione, la lungimiranza. Non ci sono stati certamente solo questi aspetti positivi, ma questi certamente ci sono stati. Bene, chiediamo che questi semi di bene che abbiamo vissuto in quel tempo costituiscano un germoglio di vita nuova per tutta la nostra comunità, sia umana che ecclesiale. Doveva essere qui con noi questa sera Maria Grazia, direttrice dell'ufficio missionario diocesano. Purtroppo è impedita per motivi di salute, ma ci sta seguendo attraverso la tenda TV. La sentiamo spiritualmente presente e unita in preghiera con noi. Proprio l'ufficio missionario negli anni scorsi aveva avviato una raccolta di tappi di plastica, coinvolgendo la realtà del catechismo nelle varie parrocchie, le scuole e molte altre realtà, soprattutto giovanili, dentro una sensibilizzazione al riciclo e a forme di economia circolare. Proprio il successo di questa iniziativa ci ha convinti, come Commissione Diocesana Nuovi Stili di Vita, che mette insieme gli uffici della pastorale sociale, l'ufficio missionario e la Caritas, a rendere più evidente e capillare dentro la nostra diocesi questa esperienza di raccolta di tappi di plastica e sughero. L'abbiamo chiamata ecomissione, convinti che dietro a questo non ci sia soltanto una raccolta pratica di tappi e tirar su qualche soldo che possa finanziare qualche progetto missionario. Siamo convinti invece che è una vera e propria missione quella di educarci a nuovi stili di vita, educarci alla cultura del riciclo, al non scartare tutto, ma a recuperare, a rimettere in circolo le risorse del nostro pianeta, che non sono infinite. Proprio qualche giorno fa abbiamo terminato a livello planetario l'uso delle risorse che il pianeta Terra è in grado di rigenerare entro l'anno. Siamo troppo ancora improntati al consumo delle risorse della terra. C'è una missione per ciascuno di noi, anche come comunità cristiana, di educarci a uno sguardo contemplativo, a una sobrietà per una maggiore giustizia. Questo progetto, ci siamo accorti negli anni scorsi,
raggiunge soprattutto persone che dentro la comunità cristiana si sentono un po' a disagio, persone che sono di soglia, persone che sono tra i cosiddetti lontani da un punto di vista dell'appartenenza ecclesiale. Ci pare importante allora che questa ecomissione sia portata avanti dentro una logica di rete di relazioni che ci facciano sentire non soltanto noi della cerchia stretta i protagonisti, ma sentirci fratelli e sorella in ogni uomo e donna, ogni fratello e sorella in umanità. È con queste motivazioni che questa sera diamo avvio a livello diocesano al progetto Ecomissione, individuando proprio in questi mesi le persone che faranno parte di questo progetto in modo attivo. Il nostro desiderio, nel quale siamo anche già a buon punto, è quello di avere in ogni forania della nostra diocesi un punto di raccolta tappi che possa fare anche da riferimento per intessere quella rete di relazioni, ecclesiali e non, che possano farci sentire famiglia, riscoprendo il gusto della fraternità e la bellezza dell'essere parte della stessa umanità. Su noi, su questo progetto, su ciascuno di noi qui presente questa sera o che si unisce a noi in preghiera, vogliamo chiedere la benedizione del Vescovo, perché possiamo essere interpreti di questo progetto, di questa missione, interpreti della parola di Dio che crea relazioni nuove con i fratelli e con il creato. Ci alziamo in piedi. Cari fratelli e sorelle dell'intera diocesi, ricevete il mandato di essere missionari del creato, perché attraverso questa iniziativa possa crescere nella nostra Chiesa la sensibilità per la custodia della casa comune e un vero impegno per una nuova economia, capace di valorizzare le risorse del pianeta e di costruire relazioni di giustizia. L'offerta dell'incenso che insieme compiamo sia il segno del nostro desiderio e del nostro impegno di dare gloria a Dio con la nostra vita, le nostre scelte, il nostro farci missionari del Vangelo della creazione. Rendiamo grazie a Dio. E dopo il Vescovo invito ciascuno di voi a compiere questo gesto dell'offerta dell'incenso. Qui davanti c'è un contenitore con dei grani di incenso, lo possiamo toccare, annusare, sentire parte di noi anche questo aspetto del creato, per poi offrirlo sul braciere. Con il fumo che sale a Dio in preghiera salga anche la nostra vita e il nostro impegno a essere custodi del creato. Io
Facciamo nostra la preghiera di Papa Francesco che ci ha consegnato con l'enciclica Laudato Si. La troviamo a pagina 14. Insieme ci uniamo nella preghiera. Signore Dio, uno e trino, comunità stupenda di amore infinito, insegnaci a contemplarti nella bellezza dell'universo, dove tutto ci parla di te. Risveglia la nostra lode e la nostra gratitudine per ogni essere che hai creato. Donaci la grazia di sentirci intimamente uniti con tutto ciò che esiste. Dio d'amore, mostraci il nostro posto in questo mondo come strumenti del tuo affetto per tutti gli esseri di questa terra, perché nemmeno uno di essi è dimenticato da te. Illumina i padroni del potere e del denaro, perché non cadano nel peccato dell'indifferenza, amino il bene comune, promuovano i deboli e abbiano cura di questo mondo che abitiamo. I poveri e la terra stanno gridando. Signore, prendi noi col tuo potere e la tua luce per proteggere ogni vita, per preparare un futuro migliore, affinché venga il tuo regno di giustizia, di pace, di amore e di bellezza. Laudato Si. Ed ora raccogliamo ogni nostra preghiera e invocazione nella grande preghiera che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione. Possa Dio, che ha stabilito la danza del creato, che ha ammirato i giri del campo, che trasforma il caos in cosmo, condurci a trasformare le nostre vite e la Chiesa per riflettere la gloria di Dio nel creato. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Prima del congedo ricordo che uscendo dalla chiesa, alla porta centrale in fondo, potete trovare del materiale pubblicitario, delle iniziative che sono state presentate, sia quello che riguarda il progetto Ecomissione, di cui brevemente ho parlato. Potete prenderne anche un po' di foglietti con voi in modo da poterlo diffondere e sensibilizzare così anche la diffusione di questo progetto. E trovate poi anche il Depliant con tutte le iniziative che si aprono oggi in questo mese del creato, cosiddetto, così chiamato dalla Chiesa italiana, che va dal 1 settembre al 4 ottobre. Quest'anno le iniziative saranno prevalentemente nella forania di Vittorio Veneto. Il prossimo appuntamento sarà sulle frequenze della Tenda TV sabato sera alle ore 21 con un appuntamento della rubrica già avviata Il diario di Don Marco, con Don Marco d'Almagro dal Brasile, missionario, e Don Nisivaldo Evangelista, sacerdote brasiliano presente in diocesi da noi, anche per avere uno sguardo di mondialità di fronte anche ai problemi della cura e la salvaguardia del creato. Domenica 13 settembre la passeggiata meditata a Santa Augusta, partendo dalle ore 9 alla scalinata e concludendo poi con la messa alle ore 11 in santuario e il pranzo condiviso insieme. Ancora altre iniziative: sabato 19 al Collegio Balbi di Pieve di Soligo, con un concerto dedicato anche ai temi della creazione e al sentirsi opera di Dio nelle sue mani. E poi nelle domeniche prossime, 6, 13, 20 settembre, nel pomeriggio,
l'apertura e la visita guidata gratuita al Museo di Scienze Naturali Antonio De Nardi presso il Seminario Vescovile, nei portici del quale è anche allestita, attraverso pannelli espositivi, una mostra sull'enciclica Laudato Si, ricorrendo quest'anno i 5 anni della sua promulgazione. Ringrazio quanti hanno collaborato nella realizzazione di questo momento di preghiera che insieme abbiamo vissuto, grazie agli scout, in particolare del clan e noviziato del gruppo di Vittorio Veneto, che hanno animato con il canto la celebrazione di questa veglia, grazie a Don Giorgio Scatto e alla comunità monastica del Marango di Venezia. Don Giorgio ha proposto questa sera la sua meditazione, al Vescovo e a tutti voi che credete in Dio e in quanto Dio ha creato e perciò ci sentiamo custodi dell'opera delle sue mani. La gioia del Signore sia forza che sostiene i nostri passi nel bene. Andate in pace. Rendiamo